Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG, la cronaca subito in primo piano a partire da quanto è successo ieri notte, in tarda serata, ieri a Marano Vicentino. Lo vediamo dal giornale di Vicenza, non si fermano all'alti, investono un pedone e si schiantano due feriti e caccia all'uomo. È successo comunque a Marano Vicentino, i controlli dei carabinieri con i banditi che non si fermano all'alti, ingaggiano un inseguimento, ma durante questo inseguimento travolgono anche un pedone e poi si schiantano con l'auto su un albero. È feriti non solo uno dei banditi ma anche un pedone. L'ennesimo episodio di criminalità in Veneto che vede coinvolto purtroppo anche un pedone ferito in ospedale. Soltanto ieri vi avevamo raccontato invece di un assalto lampo che ha scioccato i residenti della zona Guizza di Padova, un assalto di un rapinatore all'ufficio postale, pensate sfondando l'entrata dell'ufficio postale con un'auto, come Ariete. Cose che succedono tutto un minuto, guarda, senza neanche aspettarsela. Una rapinolampo, la vetrata sfondata con un'auto rubata pochi minuti prima, poi l'assalto all'ufficio postale. Un rapinatore solitario è entrato in azione in pieno giorno verso le 12:30 nel quartiere Guizza a Padova. Dopo essere sceso dall'auto usata come un ariete, coperto in volto con un casco e senza armi, il bandito si è diretto verso la cassaforte che però era chiusa a quel punto. Prima di allontanarsi si è fatto consegnare il portafoglio da uno dei dipendenti. Nei momenti di terrore all'interno dell'ufficio postale c'erano anche 4 clienti che hanno assistito pietrificati alla scena. Il rapinatore è poi scappato in sella ad un motorino parcheggiato poco lontano. Sul posto la polizia per i rilievi. L'auto, usata come un ariete, una vecchia Fiat Uno, è stata rubata ad un uomo che ha scoperto il tutto vedendo il trambusto della polizia. Sì, la vettura è mia. Gliel'hanno portato via? L'hanno prelevata, l'hanno rubato e poi hanno fatto... Per tutto il pomeriggio l'ufficio postale è rimasto chiuso. I poliziotti hanno sentito i testimoni, danni ingenti alla struttura, con la vetrata completamente distrutta. Ora il timore è che l'ufficio rimanga chiuso per un lungo periodo, come avvenne in passato quando alcuni malviventi fecero esplodere lo sportello bancomat. Perché non volevano più aprirla e adesso sarà lo stesso problema. Abbiamo fatto mettere nuovamente il bancomat, che il bancomat non c'era. Si lavora sempre inutilmente comunque. Qua finché il sindaco che va ben tutto non fa protezione di più che penso. Restiamo a Padova, ma per parlare di una piaga, quella delle truffe agli anziani, un nuovo grave episodio. Valentina Visentin, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova. Purtroppo ancora una volta la cronaca ci porta a raccontare delle truffe perpetrate ai danni di anziani. Questa volta qualche giorno fa avevamo raccontato quanto era accaduto nell'Alta Padovana con anziani ma anche persone disabili minacciate e poi derubati dai truffatori che si presentavano in casa. Questa volta le vittime sono 2 anziane, una padovana e una di Piazzola sul Brenta, e fortunatamente la truffatrice, una 40enne napoletana, è stata arrestata dopo le indagini della squadra mobile. Sentiamo la cronaca e poi torniamo in diretta per dare consigli per evitare queste truffe. Si era presentata a casa loro per riscuotere gioielli e denaro per pagare la presunta cauzione per liberare le figlie coinvolti in brutti incidenti stradali e si era fatta consegnare oggetti di valore contanti. Dopo mesi di indagini, la squadra mobile di Padova ha individuato e arrestato una 40enne napoletana responsabile di 2 truffe ai danni di altrettante anziane padovane. Gli episodi risalgono alla scorsa estate. Nel primo caso la donna si era fatta consegnare circa 5.000 euro in gioielli da un ottantenne, facendole credere che sua figlia avesse investito una ragazza e che fosse necessaria una consistente somma di denaro per far fronte alle cure mediche. Nel secondo episodio la 40enne aveva estorto ad una 85enne diversi gioielli e monili d'oro, facendole credere che le 2 figlie fossero state arrestate e per ottenerne il rilascio corresse la somma di 4.000 euro. La donna aveva dato tutti i gioielli e monili che aveva in casa per un valore complessivo di circa 5.000 euro.
euro. In entrambi i casi la truffatrice si era presentata a casa della vittima dopo le telefonate da parte di un complice che si era presentato come appartenente alle forze dell'ordine e che aveva usato toni minacciosi. In un caso era stata fatta anche ascoltare nel corso della telefonata una voce femminile, spacciata per quella della figlia dell'anziana che implorava la madre di consegnare tutto alla malvivente. La squadra mobile di Padova è risalita alla quarantenne rintracciando i percorsi fatti dalla donna quando si era presentata nelle case delle vittime a Mortise e a Piazzola sul Brenta e grazie ad un tatuaggio che aveva al braccio. Si tratta di una persona già nota per episodi di truffa. Ora, dopo essere stata rintracciata a Napoli, si trova nel carcere femminile di Secondigliano. Avete sentito questa la cronaca, ora qui con me c'è Laura Schiavon che era responsabile del servizio anziani della comunità di Sant'Egidio, sempre a contatto con anziani che magari vivono soli e che da queste truffe non ne subiscono solo un furto ma anche un grande avvilimento anche a livello psicologico. Per loro è un grande colpo. Cosa possiamo fare per spiegare ancora una volta agli anziani di non cadere in questi inganni così subdoli? Buongiorno, la prima cosa è da dire agli anziani che nessuno ha motivo di chiedere soldi o altre cose alla porta della casa, al telefono, e che se hanno qualche dubbio di rivolgersi per un consiglio ai vicini di casa, ma alle forze dell'ordine, ai carabinieri. Noi lo vediamo come la truffa ogni giorno sia un'emergenza e che tocca proprio da vicino in modo anche molto violento la vita degli anziani, che è la parte più fragile della nostra società. Lo vediamo in tutti gli quartieri dove siamo presenti, lo vediamo anche al quartiere Portello, un quartiere dove ci sono molti anziani, dove noi abbiamo un programma di monitoraggio, il programma Viva gli Anziani, e tema proprio di questi giorni è stato un episodio simile toccato ad un'anziana che ha perso tutta la sua pensione davanti all'ufficio postale. Ora, come si diceva prima, non è solo un'emergenza perché si toglie qualcosa, ma poi c'è un impatto emotivo veramente grande, perché c'è una frustrazione e un dolore immenso. Credo che ognuno di noi può fare qualcosa, dobbiamo sempre più pensarci dentro a una comunità dove in questa comunità c'è una parte più fragile, che è quella degli anziani, che va protetta, che va consigliata. Quindi è importante parlare, far ripetere anche più volte questo messaggio di evitare di consegnare qualsiasi cosa a persone che chiedono soldi o gioielli per pagare cauzioni che in nessun modo devono essere pagati. Quindi rivolgersi alle forze dell'ordine, a chiamare direttamente i propri figli. Quello che possiamo fare anche noi è farci portavoce di questi messaggi. Certo, ci sono quartieri più di altri che sono esposti a queste truffe e quindi la presenza, la prossimità e quindi le famiglie accanto e altre possono avere un ruolo di protezione. Davvero è importante l'informazione, cosa che diciamo anche il Comune di Padova tutto lo scorso anno ha fatto nei vari quartieri e che abbiamo ospitato anche noi. C'è da capire se non ripensare ad alcuni servizi offerti agli anziani dove non siano esposti da soli al rischio di essere truffati. Grazie mille a Laura Schiavone, con questo è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Torneremo fra poco a parlare di truffe ma anche di furti, perché continua l'ondata di furti in tutto il Veneto. C'è un altro tema che riguarda le vittime della strada. Domani è la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada e in questo momento a Spresiano, lungo la Pontebana, triste zona di tante vittime, c'è una manifestazione in corso. Ce la racconta in diretta Lucio Zanato insieme a Tommaso Migotto. Buongiorno Lucio.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Veneta. Qualche minuto fa è stata bloccata la Pontebana proprio in questo punto. Siamo a Visnadello, una delle frazioni del comune di Spresiano. Va ricordato il numero, oltre 200 feriti al mese sulle strade della Marca. 236 milioni di euro è quello che viene calcolato come costo per appunto gli incidenti stradali, che è proprio il costo economico, insomma, quindi sono numeri importanti. Una manifestazione che si ripete, l'abbiamo già raccontata l'anno scorso. Eravamo proprio a Spresiano, nell'altro tratto della Pontebana, la ripetizione ancora una volta di questa manifestazione. In questo momento vedete c'è il presidente della provincia Stefano Marcon, c'è il sindaco di Spresiano, ci sono altri sindaci, altre rappresentanze, ma soprattutto ci sono i familiari delle vittime, le mamme che da troppo tempo non possono più rivedere i loro figli appunto vittime sulla strada. Ci sarà una seconda cerimonia che seguiremo direttamente perché insieme alla Pontebana bloccata con Tommaso facciamo vedere c'è la panchina bianca che verrà dedicata proprio alle vittime della strada, una panchina che rimarrà proprio simbolo qui per non dimenticare. Adesso anzi sentiamo un attimo insieme il discorso del presidente Marcon. Di strada. Ed è stata un'immagine forte, molto forte, è stato un momento che veramente ha scosso la città e ha scosso tutti coloro che hanno vissuto quella tragedia, e quindi credo che la forza di volontà che avete messo in pista nel far sì che la perdita del proprio familiare si sia tradotto in un impegno perché questo non succeda mai più, sia una gratitudine che deve essere rivolta dalle istituzioni, perché non è sicuramente semplice superare un dramma che poi ci si porta con sé tutta la vita. E quindi nel ringraziare voi e nell'auspicare che il lavoro di squadra continui e che si riesca a centrare l'obiettivo, io oggi sono qui a testimoniare l'impegno della provincia di Treviso su questo tema, che purtroppo è un tema che fa male, sul quale dobbiamo tutti dare delle risposte. Grazie. Ecco, abbiamo sentito il presidente Marcons. Mi dai ancora qualche minuto perché adesso procederemo a farvi vedere proprio la cerimonia dedicata proprio alla panchina che gentilmente ecco, c'è anche il parroco. Ecco. Sentiamo, c'è il vice sindaco che in questo momento. Ecco. Prima della sindaco con la deposizione del mazzo di fiori, quindi Barbara, Andrea insieme alla Romina. Queste sono tutte le mamme che porteranno proprio questo mazzo. Ecco. Che testimoniano. Ecco. Un attimo che sentiamo però testimoniano anche il sangue. Il colore rosso delle rose è l'amore che si ha per queste persone che purtroppo ci lasciano, ma testimonia anche il sangue che viene lasciato sulla strada. Ecco, si è conclusa anche la seconda parte della cerimonia. Una battuta veloce con il sindaco di Spresiano, perché per la seconda volta voi organizzate questa iniziativa. Perché?
Mettiamoci verso... No, in realtà è la terza. Lo facciamo perché nell'epoca dei social, di tutto viaggia per via etere, credo che un messaggio sulla Ponte Bana, che è una delle strade più trafficate e sicuramente più pericolose della nostra provincia, quantomeno, se non anche a livello regionale, credo che sia una cosa forte che tutti non possono dire di non aver visto, ecco, no? Sai, non ho Facebook, allora non ho visto, però magari te che passi, Pasquaresiano. Allora... Quando si blocca la strada tutti si accorgono, quindi fermarsi per pensare. C'era gente che vedi, adesso non è il momento, però c'è gente che si è girata, no? Per i 30 secondi di strada. Vabbè, ci sta. Sì, quando si ferma una strada statale credo che il segnale sia forte, vuole essere un segnale forte. Io non vedo l'ora di tornare a mettere i cartelli che dicano c'è la festa della pannocchia piuttosto che la festa della zucca. Mi auguro che possa essere, insomma, utile e che si arrivi. Difficile dire si arriva a zero perché è praticamente impossibile, però il trend che stiamo prendendo in questi ultimi anni è veramente tragico e quindi qualcosa si deve fare e anche questo spero possa servire. Grazie al sindaco. Nicola, abbiamo raccontato questo evento, abbiamo raccontato con le immagini ma soprattutto con le parole e i gesti che sono gesti importanti. Chiudere la Ponte Bana anche solo per un minuto per fermare tutti per riflettere è un momento importante. A te la linea. Grazie a Lucio Zanato e a Tommaso Migotte, ed è tanto più importante in una provincia che ha dei dati sugli incidenti, sulle vittime e sui feriti impressionanti. Sentite. Tante, in aumento rispetto all'egual periodo dell'anno scorso, perché stiamo analizzando i dati che vanno da gennaio ad ottobre, ai quali purtroppo dobbiamo aggiungere anche 2 incidenti mortali capitati a novembre, quindi sono ancora tanti. Sono 54 le vittime registrate sulle strade della Marca da inizio anno a oggi, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2023, 4 in più se si prendono in considerazione i primi 10 mesi. Aumentano anche i feriti, più 8%, si passa da un totale di 1991 a 2156 e questo a fronte di un incremento del 2% dei sinistri in generale. Quanto alle cause, si certifica come 3 incidenti su 10 siano dovuti a distrazioni causa cellulare. Non solo, stando a una ricerca dell'ULS 2, un trevigiano su 6 tra i 35 e i 49 anni ha rischiato la guida in stato di ebbrezza almeno una volta nell'ultimo mese, ma c'è un aspetto clamoroso quanto inedito. Secondo l'analisi dei sanitari, gli incidenti stradali nel biennio 2020-2022 sono stati la prima causa di vita perduta, cioè anni di vita persi, tra gli uomini, più del Covid, la sesta tra le donne. È un dato impressionante anche perché non era mai stato calcolato. Devo dire che sono tantissimi anni, abbiamo tenuto come riferimento i 75 anni come tetto massimo e abbiamo fatto la differenza e sono tantissimi anni che vanno a incidere anche come costi sociali. Già, i costi sociali che nel 2023 hanno raggiunto una cifra monster e che tengono in considerazione tutte le voci connesse a un incidente: danno biologico e materiale, capacità produttiva, costo sanitario. Nel 2023 li abbiamo calcolati 234 milioni di euro, quindi è un peso straordinario che la comunità, ovviamente sia dal punto di vista umano e affettivo, ma anche economico, deve subire. È dura anche per noi soccorritori, ci sono anche le testimonianze del SUEM 118 e intanto sul fronte della velocità è in corso il monitoraggio degli autovelox. Vedere i ragazzi e a volte purtroppo vedere anche i genitori, sì, che sopravvivono ai ragazzi. Questo è forse uno degli aspetti più difficili. Sì, sicuramente. C'è un lato umano ineludibile nell'attività quotidiana dei soccorritori e Maria Luisa Ferramosca, primaria del SUEM 118 a Treviso, entra immediatamente nel cuore del problema perché dietro la statistica c'è una strage silenziosa. Il paradosso di questa nostra società che non coglie nel profondo del suo immaginario che di fatto poi la prima causa di morte tra i 15 e i 30 anni è
l'incidente stradale, non dimentichiamocelo. Accanto agli under 30 però l'altra fascia più interessata dalle tragedie stradali è quella degli over 60, giovani e anziani sono i più vulnerabili. Vediamo che il 55% dei decessi sono over 60, quindi nella parte formazione abbiamo istituito dei format educativi a tutti i livelli e quello over 65 assume un'importanza fondamentale. Non solo formazione nelle scuole quindi, ma anche nei circoli ricreativi per anziani e nelle università della terza età. Collaterale il tema della velocità, con la prefettura impegnata nel monitoraggio degli autovelox della Marca in base alle indicazioni del recente decreto Salvini contro l'uso improprio dei dispositivi. Cui risultati verranno portati entro fine anno nell'ambito resi pubblici nell'ambito della riunione dell'Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale che è incardinato presso le prefetture. E poi c'è una svolta nelle indagini sulla morte di un 67enne di Brugine che era stato trovato agonizzante in un fossato. Sembrava che fosse morto per un ictus, invece era stato investito da un'auto pirata. Quella che sembrava una morte legata ad un malore si è rivelata invece essere una morte provocata da un colpo alla testa ricevuto dopo essere stato investito. A distanza di quasi 3 settimane cambia completamente lo scenario della morte di Loris Zago, 67enne di Brugine, trovato agonizzante in un fossato lungo via Porto Superiore il 29 ottobre scorso. Il pensionato è spirato il giorno dopo in ospedale. All'inizio sembrava che fosse stato colpito da un ictus durante una passeggiata, ma poi i medici si sono accorti di una frattura nella zona occipitale della testa. La morte è stata provocata proprio da questa frattura, a confermarlo anche l'autopsia. I carabinieri, insieme alla procura, hanno iniziato così le indagini e sono risaliti ad una 70enne marocchina alla guida di un'auto che avrebbe centrato il 67enne il pomeriggio del 28 ottobre, quando era uscito di casa per una passeggiata. Ad incastrarla le immagini riprese da una telecamera privata che inquadrano la sua auto passare nello stesso orario in cui camminava Loris Zago. Il sistema Targa System che ha rilevato la targa e le ammaccature sul cofano della vettura che la donna aveva già portato in carrozzeria per farla riparare. Ora la conducente è stata denunciata per omicidio stradale e la sua posizione potrebbe aggravarsi con l'accusa di omissione di soccorso, visto che Loris Zago è stato ritrovato dolorante e ferito solo il giorno dopo. Forse se i soccorsi fossero stati chiamati subito si sarebbe potuto salvare. La donna ai carabinieri ha detto di non essersi accorta di aver colpito qualcuno. Lasciamo per un attimo la cronaca, andiamo a Mestre, o meglio a Trivignano. Il caso è quello dell'ufficio postale che chiude nell'ambito delle chiusure annunciate proprio da Poste Italiane. La conferma di questa chiusura avevamo già raccontato con Filippo Fois, la tensione, la protesta dei residenti. Questa mattina con la conferma della chiusura si sono trovati in assemblea per decidere nuove azioni di protesta. Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Hai detto bene, un po' tutta la cittadinanza è mobilitata, è stata un'assemblea molto partecipata, così come lo era stata la manifestazione a cui facevi riferimento, perché non si tratta di una semplice chiusura, quella delle poste è un po' la goccia che può far traboccare il vaso di una comunità alla quale si stanno sottraendo gradualmente servizi. Trevignano è una località che fa parte della municipalità di Chirignago e Zelarino, siamo qua vicini al comune di Martellago, una delle 6 municipalità del comune di Venezia. Non c'è uno sportello bancario, adesso non ci sono più neanche le poste, sono scomparsi i negozi di vicinato. Qui parlavamo poco fa, insomma diventa alla fine senza servizi, non si può più fare comunità e diventa un semplice dormitorio. Lo chiedo a Emanuela Zanatta, che è consigliere del Partito Democratico in comune. Hai detto bene, il rischio c'è di diventare una comunità di secondo ordine, perché mancando i servizi manca quella possibilità di poter fare comunità proprio, poter essere coesi, uniti, e qui la comunità di Trivignano dà molto in termini culturali, ci sono tante associazioni sportive, c'è anche una comunità religiosa molto forte, quindi questo fa paese, ma questo fa anche motiva anche la persona a far uscire il meglio di sé. Quindi è una palestra formidabile, un paese, una comunità, e questi sono valori che vanno veramente protetti e preservati.
Sono all'orizzonte altre forme di protesta, poi parleremo anche del lato politico, perché oggi era presente il presidente di municipalità di Chirignano e Zelarino, Francesco Tagliapietra, c'era l'assessore Laura Besio, per cui c'è un fronte compatto bipartisan che però poi deve arrivare anche ai nostri parlamentari, perché si tratta di una questione di livello nazionale. Voi avete in mente altre manifestazioni come l'ultima che c'è stata? Sì, noi abbiamo in mente, abbiamo programmato questa mattina assieme a tutto quanto con l'Assemblea, perché non vogliamo fermarci qui ma vogliamo andare avanti. Perché? Perché diciamo che le poste loro fanno cassa, loro intendono cassa, pertanto non gli interessa sapere il danno che fanno i cittadini, perché molti cittadini hanno qui i libretti di posta, hanno tutto, però loro dicono che il sportello suo è insufficiente, anche per una persona è insufficiente il costo. Allora loro vogliono chiudere, fanno solamente cassa, hanno imparato dalle banche e purtroppo il governo concede questo però perché si sta perdendo un pochino, diciamo, lo spirito del servizio pubblico. Esatto, il servizio pubblico, soprattutto su un paese come il nostro, se manca il servizio pubblico, noi abbiamo, diciamo, degli anziani, sono diversi anziani, ma abbiamo qui vicino a Zelarino, per andare a Zelarino però l'anziano deve passare sotto il cavalcavia, dove se piove purtroppo siamo sott'acqua, perché attualmente non ci sono pompe che tirano fuori l'acqua, pertanto o vai a Zelarino o non lo vai, o devi andare a Marano. Cosa avete deciso di fare? Dunque noi abbiamo deciso 3 cose da fare. La prima è un attraversamento stradale sul passaggio pedonale, disturbare perché non vogliamo bloccare, disturbare. E la seconda potrebbe essere valida anche quella, cioè noi parliamo con tutta la cittadinanza, chi ha libretti su queste poste leva via i soldi dalle poste e portarli in altre parti. Siccome che per loro quantificano, dicono noi non abbiamo interesse perché fanno poche concessioni, allora leviamo via i soldi, cioè parliamo come loro e loro vogliono introiti e noi altri li leviamo via. Sarebbe una cosa bellissima questa levare via i soldi e portarli in altre parti. Non so come risponderanno i suoi superiori a Roma a chi sta facendo questa roba qua. Certo, quindi un boicottaggio, diciamo, di protesta. La protesta, noi dobbiamo protestare con i mezzi che abbiamo, questi sono i nostri mezzi e dobbiamo metterli in pratica questi, purtroppo è così. Io volevo chiedere l'ultima cosa, si stanno iniziando, venga pure dove siamo, state cominciando anche a sentire i parlamentari eletti nella zona. Certamente, questo è l'altro mandato che l'Assemblea di oggi ci ha fornito, è quello di portare questa forza che è venuta dal corteo, dall'Assemblea di oggi, portarla ai nostri rappresentanti sia a livello comunale, regionale, ma anche a livello nazionale, perché questo non è un problema di Trivignano, è un problema che hanno tanti, coinvolge tutta Italia, quindi siamo pronti per questa azione. Perfetto, noi chiaramente continueremo a seguirvi e però vi restituiamo la linea allo studio. Grazie a Filippo Fois. Dunque l'ipotesi di questo boicottaggio, uno sciopero del conto, togliamo i soldi dai conti delle poste, insomma è una sfida dei residenti di Trivignano. Adesso da Trivignano andiamo a Bassano del Grappa, la nostra Vanessa Banzato torna nel quartiere San Lazzaro dove risale la tensione, sentiamo perché. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Sale la tensione, hai detto bene, perché qui a San Lazzaro sono stati portati dall'amministrazione comunale, spostati dall'amministrazione comunale alcuni nomadi, 2 caravan nello specifico di nomadi. Il tutto senza consultare, senza parlare, senza far conoscere la cosa ai residenti. Di conseguenza proprio questo fatto di trovarsi tra capo e collo 2 camper di nomadi in un'area pubblica ha destato parecchia preoccupazione tra i residenti, che si sono soprattutto sentiti presi in giro. Con me il consigliere comunale di È il Momento, Emanuele Remonato, che in realtà è anche residente a San Lazzaro. Lui oggi si fa portavoce di tutti i residenti di questo quartiere, che tra l'altro è finito nella cronaca, proprio sotto i riflettori della cronaca in più occasioni anche nei mesi scorsi, per diverse vicissitudini, uno su tutte i mega capannoni che hanno rischiato di sorgere proprio nell'area verde, nell'ultima area agricola qui nel quartiere. Adesso invece ci sono questi 2 caravan, questi 2 camper di nomadi. C'è preoccupazione, ma c'è soprattutto, diceva lei, Emanuele Rebonato, una
l'avete definita presa in giro, perché non siete ascoltati assolutamente. Sì, allora questo è un esempio emblematico di quello che è successo, perché arrivano appunto dei camper, dei caravan in una zona qui a San Lazzaro e nessuno viene a saperlo, e quindi i residenti cominciano a chiedere, tra l'altro in un momento in cui io come consigliere di minoranza, e poi ci dicono che siamo sempre coloro che fanno le polemichette, in realtà chiedo da più mesi tramite mail ufficiali al comune di poter convocare delle elezioni di un consiglio di quartiere che possa rappresentare il nostro paese, perché qua nessuno lo dice mai, ma San Lazzaro, il quartiere di San Lazzaro ha dato prova negli anni di prendersi le proprie responsabilità con le varie cose e di prendersi anche la responsabilità del bene e di ciò che succede a San Lazzaro. Qui abbiamo il depuratore, abbiamo tantissime cose, abbiamo tantissime anche cose che vengono fatte per tutti i cittadini di Bassano. Però chiediamo la dignità primo di essere rappresentati, e non solo dalla minoranza in consiglio comunale, ma rappresentati da un consiglio di quartiere. Ho fatto venerdì esposto al prefetto proprio per avere una risposta dopo 2 mesi da parte dell'amministrazione per la convocazione di un consiglio di quartiere, e questo è molto importante perché poi permette anche al quartiere di poter dire la propria voce su questioni come quella dello spostamento dei nomadi qua a San Lazzaro e altre questioni che succedono e succederanno, e soprattutto sugli investimenti da fare all'interno del nostro paese. Questo è davvero importante, è importante anche perché dobbiamo davvero creare questo dialogo che in questo momento non c'è. Dobbiamo far acquistare dignità ai cittadini, dignità di poter dire la propria, perché quando si parla di luogo pubblico e di bene pubblico se ne deve parlare con le persone che vivono questo bene pubblico. Quindi dobbiamo davvero passare dalle parole ai fatti veri, e questo chiediamo. Io adesso mi sto prendendo carico come rappresentanza di un quartiere, ma semplicemente perché il quartiere non è rappresentato e ha bisogno di una rappresentanza. Ecco, tra l'altro si diceva che c'era stato preso un accordo con l'amministrazione comunale precedente e i residenti di San Lazzaro per portare proprio qui in quartiere 2 camper di nomadi che si trovano a San Vito, nell'area di San Vito, nell'ex caserma Fincati. Bene, la gente era d'accordo, aveva conosciuto queste persone. Poi però tutto è saltato e sono arrivati invece questi altri camper, persone sconosciute. Loro non ce l'hanno contro i nomadi che sono arrivati, ce l'hanno contro il sistema. Sì, l'assessore Campagnolo proprio in televisione ha detto nei giorni scorsi ci sono 2 minori eccetera eccetera eccetera, come se volesse portare la responsabilità di una scelta che comunque è responsabilità dell'amministrazione, perché ricordiamo l'amministrazione è stata votata e adesso sta governando la città per prendersi le proprie responsabilità, come se volesse portarla e riversarla verso i cittadini. La verità è che i cittadini, quando i passaggi sono stati fatti in maniera opportuna, parlando con la città, conoscendo anche le persone, avevano anche accettato un percorso, nonostante l'insofferenza di questo percorso, però l'avevano accettato, ed è questo che ci permette di costruire comunità. Quindi se anche nell'ultimo documento programmatico del sindaco, che noi abbiamo votato anche a favore, è proprio scritta questa parola, costruire relazioni, costruire comunità. La comunità non si costruisce con forzature, la comunità si costruisce davvero con un passaggio di dignità verso i cittadini e con un passaggio anche di realtà, di verità. Quindi noi chiediamo questo e chiediamo anche di prendersi una responsabilità nel rispetto di un paese che da anni si sta prendendo le proprie responsabilità nei confronti della città di Bassano. Lei ha definito il suo quartiere un tappeto sotto cui viene nascosta la polvere. Mi è sembrato un po' quello che è successo con il Park Gerosa. Allora io sono abituato che in azienda quando si prende una decisione si ha una pianificazione, normalmente succede così. In Park Gerosa cosa è successo? C'era un problema che tutti pensiamo e siamo d'accordo che fosse stato un problema, però quello che si è fatto è ok, spostiamo in quartier pre. Dopo 3 mesi diciamo che in quartier pre non possono stare quelle persone perché non è adatto. Allora o c'è un problema manageriale di gestione oppure semplicemente si vuole nascondere la polvere sotto il tappeto, però che San Lazzaro sia sempre questo tappeto a noi non va bene sinceramente. Insomma, vedremo, Nicola, come si svilupperà questa questione, una questione davvero calda che sta preoccupando non poco, soprattutto sta indisponendo i residenti di San Lazzaro qui a Bassano. Insomma, vedremo nei prossimi giorni come procederà il tutto. Intanto io ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. Restiamo nel Bassanese, ancora ladri scatenati. Continuano senza sosta le razzie dei ladri nel Bassanese, colpi messi a segno o saltati all'ultimo grazie al suono di allarme o alla presenza di una telecamera notturna.
Malviventi però che non si limitano a rubare solo col favore delle tenebre, ma che sempre più spesso agiscono di giorno con coordinazione e tempismo, approfittando anche di pochi minuti d'assenza dei proprietari di casa per entrare e portare via oro, gioielli e oggetti di valore. Nelle ultime ore 2 tentati furti a Tezze sul Brenta. Queste le immagini della telecamera di sicurezza in un'abitazione di via Marconi. Si vede chiaramente il ladro fare irruzione in giardino per poi desistere, spaventato dalle luci e appunto dalla telecamera in funzione. Oggi, in giornata, la stessa famiglia ha trovato e consegnato alle forze dell'ordine un portagioielli appartenente alla vicina, dove invece il ladro è riuscito ad entrare e saccheggiare i preziosi per poi liberarsi della scatola. Pochi minuti prima, alcuni malviventi hanno provato a mettere a segno un colpo in via Paolo Borsellino a Belvedere. Sono saliti sulla grondaia e dalla terrazza hanno forato la porta finestra, ma fortunatamente anche qui l'allarme li ha fatti scappare. Le segnalazioni e le denunce, tuttavia, non finiscono qui. Sempre nella serata di giovedì sono stati visti movimenti sospetti e tentativi di effrazione in abitazioni private a Rossano Veneto. Un'altra bandierina che va a contrassegnare un intero territorio finito nella morsa della criminalità. Pochissimi istanti di pubblicità, ripartiremo dalla cronaca con 2 servizi che raccontano la tragedia avvenuta ieri a San Pietro di Feleto, quindi di nuovo nella Marca trevigiana, una 62enne uccisa dalle esalazioni di monossido di carbonio. C'è un'inchiesta aperta per il malfunzionamento della caldaia. A fra poco. È morta mentre era a letto, stava leggendo un libro, gli occhiali ancora addosso. Rossana Billi ha perso i sensi e non si è più svegliata. Le esalazioni da monossido di carbonio hanno ucciso la 62enne operatrice della nostra famiglia di Conegliano. L'amica con cui andava a camminare si è accorta che la macchina era ancora parcheggiata. Ha pensato avesse un giorno di riposo, ma poi l'arrivo di un collega di lavoro l'ha messa in allarme. Immediatamente si sono allertati. Prima hanno tentato con una seconda chiave di aprire la porta, ma dall'altra parte c'era la coppia della donna infilata nella serratura. L'amica dalla sua casa ha provato a guardare dentro la stanza ed ha visto Rossana con la testa inclinata. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco. L'ambiente è saturo di monossido, per la 62enne non c'era più nulla da fare. Immediate le indagini per capire cosa possa aver provocato la fuoriuscita di questo gas pericolosissimo, perché in odore e in colore. Forse un malfunzionamento della caldaia, ci spiega l'assessore Linda Pompeiano, vicina di casa della vittima. Sì, probabilmente sì, o sembra appunto che si sia staccato il tubo, quello dello scarico, e quindi il monossido di carbonio ha fatto. Ci dicevano che però lei aveva fatto la revisione, era tutto a posto? Sì, è in affitto in questa casa, però appunto è tutto in regola, insomma. Non è escluso nemmeno che possa aver avuto un ruolo il lavoro di ristrutturazione avviato tempo fa all'abitazione in cui viveva, ma sarà fondamentale la relazione dei periti dei vigili del fuoco, che dovranno stabilire perché è accaduta la tragedia. La casa è stata posta sotto sequestro, il nastro bianco e rosso delimita la zona, salvo il gattino di Rossana che è uscito di corsa quando è stata aperta la porta. Ora gira attorno alla casa spaurito, domandandosi perché la sua padrona non apre per farlo entrare. La 62enne ha acceso il riscaldamento proprio in queste ore, quando le temperature hanno iniziato a calare. Il primo freddo. Doveva andare a lavorare, ma la nostra famiglia non è mai arrivata. Lei che era sempre puntuale e precisa. Per questo un collega era andato a cercarla, preoccupato per il suo silenzio. Più volte aveva tentato di contattarla al cellulare, ma il telefonino squillava vuoto fino alla scoperta della tragedia. La conoscevo bene, andavamo anche a passeggiare, stiamo insieme a bere un caffè, così. Adesso faccio fatica a parlare perché ho ancora tutto qua. Non ci si aspettava una cosa del genere? No, proprio no. Ci sarà da capire perché è successo. Sì, adesso vediamo da cosa è dovuto. Si ferma, un nodo alla gola, non riesce a darsi pace. Silvana Cesca chiamava a camminare con Rossana, che spesso si fermava a parlare con lei. Nessuno qui riesce a capire perché sia accaduta una tragedia tanto grande, una notizia che è subito rimbalzata alla nostra famiglia, dove la 62enne lavorava. La signora era
una gran brava persona, appunto, anche solo per il fatto che lavorasse nella nostra famiglia con appunto ragazzi con disabilità, con i nipoti era eccezionale. Era sempre disponibile, era impegnata nel sociale, faceva parte di un'associazione sempre per raccolta fondi. Viveva in questa casa da sola da un paio di anni, ci raccontano i vicini, una figlia a Firenze che Rossana andava a trovare di frequente, mancherà a tutti, ci dicono, una tragedia che sconvolge la comunità. Beh sì, anche perché insomma si pensa sempre succeda da qualche altra parte, invece ce l'abbiamo in casa, è una tragedia, effettivamente una signora giovane in forze, purtroppo così è andata, insomma speriamo che si riesca a capire qual è stato il problema. Molto probabilmente sarà aperto un fascicolo e verrà disposta l'autopsia. Al di là del caso specifico si torna a parlare delle stufe e delle caldaie che in questi giorni sono state riaccese viste le temperature. L'appello del sindaco ai cittadini. Credo che le opere di manutenzione nei fabbricati siano necessarie, soprattutto quando abbiamo impianti di questo tipo, perché purtroppo questo è la fuoriuscita di monossido di carbonio, è qualcosa che è veramente silente, non riusciamo a accorgerci. Evidentemente se la corretta manutenzione viene fatta potremmo sicuramente dire che si risolve il problema. Non è sempre facile, anche magari tante volte le condizioni economiche non aiutano, perché comunque sono interventi che hanno un certo costo, però secondo me bisogna veramente puntare sulla manutenzione soprattutto degli impianti di riscaldamento. Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti a Padova in via Lazzarin per l'incendio divampato al quarto piano di un condominio. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Le squadre dei vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno completamente distrutto una stanza, come vediamo nelle immagini, danni da fumo a tutto l'appartamento. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Inagibile l'appartamento per i danni subiti. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate in serata. Lasciamo la cronaca, andiamo a Selva di Cadore, dove c'è stata una marcia indietro clamorosa dell'albergatore di Selva di Cadore che, lo ricorderete, era finito nell'occhio del ciclone per aver rifiutato di ospitare una coppia di turisti israeliani perché aveva scritto nel messaggio di risposta: siete responsabili di un genocidio, quindi si scusa, si dice pronto a ospitarli. Quali saranno le reazioni adesso di Federalberghi? Allora ci aggiorna tutto in collegamento telefonico Tiziana Bolognani. Sì, buongiorno Marta, e proprio come hai detto tu sono arrivate ieri in serata le scuse dell'albergatore di Selva di Cadore. Patrick Ongaro ha fatto un passo indietro rispetto al diniego opposto a una coppia di turisti israeliani che avevano chiesto la disponibilità di una camera. Siete responsabili di genocidio, aveva scritto Ongaro nella risposta sul portale booking.com, forse ignaro di avere fatto detonare una bomba mediatica. L'albergatore, gestore del Garni Ongaro a Santa Fosca, ha voluto chiarire perciò la sua posizione, spiegando di essere contrario a ogni forma di violenza e di non avere intenzioni razziste o antisemite. Ongaro si è scusato per il messaggio diffuso, si è detto disponibile a ospitare la coppia israeliana di cui aveva cancellato la prenotazione, ma nell'era di internet l'episodio è diventato per davvero un caso dibattuto a livello internazionale, mentre in Italia la politica si è espressa con unanimi parole di condanna senza se e senza ma. Un episodio estemporaneo gravissimo che non va sottostimato e che non rappresenta nemmeno la comunità bellunese, ha detto il senatore Luca De Carlo. Incredulo il suo collega Dem Andrea Martella che ha parlato di un Veneto accogliente e inclusivo, mentre dal G7 del turismo a Firenze, parlando con i giornalisti, ha commentato l'accaduto anche la ministra Daniela Santanchè. Non possiamo attuare una qualche misura, ha detto, ma possiamo solo dire che è un grande errore per l'albergatore, per il comparto e per l'Italia. Per il presidente della Camera di Commercio Belluno Treviso Mario Pozza è stato un brutto biglietto da visita. È tutto, la linea a te. E adesso parliamo dell'allarme usura, lo spettro usura, perché sono quasi 8.200 le imprese venete che si trovano a rischio usura. Dopo anni in cui era in calo il fenomeno, rispetto a un anno fa il numero complessivo di queste realtà è cresciuto di 314 unità nella nostra regione. Si tratta prevalentemente di artigiani, esercenti e commercianti o piccoli imprenditori che sono scivolati nell'area dell'insolvenza e conseguentemente sono stati segnalati dagli intermediari finanziari alla centrale rischi della Banca d'Italia. Di fatto questa schedatura purtroppo preclude a questa attività di accedere a un nuovo prestito e quindi non potendo entrare
all'attività, non potevano entrare nella possibilità di accedere a nuovi prestiti, e il risultato è che molti scivolano nel tunnel dell'usura. L'indagine della CGA di Mestre, in Veneto le situazioni più critiche sono a Vicenza, con 1639 attività segnalate alla centrale dei rischi, Padova con 1661 e Verona, e poi Treviso. L'incremento però vede al primo posto Venezia con il più 0,96% dell'incremento di attività che sono entrate in questa schedatura rischi, e poi Treviso. Allora sentiamo anche le parole del coordinatore del centro studi della CGA, Paolo Zabeo. Con l'aumento avvenuto nell'ultimo anno del numero delle imprese venete segnalate come insolventi presso la centrale dei rischi della Banca d'Italia, torna lo spettro dell'usura. Non potendo più accedere per legge al mercato del credito legale, queste aziende o sono costrette a chiudere o peggio ancora finiscono nella rete tesa dalle organizzazioni criminali che vogliono impossessarsene con l'inganno. Per contrastare questa piaga sociale ed economica bisogna ridare liquidità alle piccole e medie imprese ed aumentare le risorse a disposizione del Fondo di prevenzione all'usura. Non solo i piccoli imprenditori in crisi, anche evidentemente i colossi come DFS, la società con sede a Hong Kong, che come sappiamo in questi giorni ha annunciato la chiusura delle attività commerciali all'interno del Fondaco dei tedeschi, l'annuncio shock con lo spettro licenziamenti per 226 dipendenti. È una corsa contro il tempo per salvare questi posti di lavoro e per capire che quale sarà il futuro poi del Fondaco dei tedeschi. Da lunedì assemblea lavoratori e anche i primi tavoli del lavoro in regione. Le vetrine e i negozi all'interno sono già pronti e allestiti per le festività natalizie, ma con l'anno nuovo il Fondaco dei tedeschi chiuderà i battenti e 226 dipendenti resteranno senza lavoro. La notizia è che negli ultimi 5 anni le perdite registrate dalla società DFS affittuaria di Benetton nel prestigioso edificio di Rialto superano gli oltre 100 milioni di euro con ciò che ne consegue, è arrivata come una doccia fredda sui dipendenti e in città. Sindacati e politica si sono già mossi. L'assessore regionale al lavoro Mantovana ha detto di aver chiesto supporto dell'unità di crisi aziendali, che ha già fissato un primo incontro tecnico con azienda e parti sociali. I tavoli inizieranno da lunedì, ma per la CGIL bisogna andare oltre. La scelta di liberarsi dei lavoratori, di cancellarli, di licenziarli, un licenziamento collettivo, trattarli quasi come fossero spazzatura. Ecco, questo fa evidenziare come il modello di sviluppo di Venezia non funziona. Qui non serve guardarsi, parlarsi, servono fatti concreti, e i fatti concreti li deve fare il governo. Quindi il sindaco deve pretendere che il governo convochi le parti, un gruppo internazionale deve vedere il peso di un governo di fronte a una scelta di lucrare sulla città, di lucrare su Venezia ed andarsene quando si è in difficoltà, liberandosi di chi ha determinato quei risultati e quei risultati economici anche per quell'azienda. Immediato l'intervento del senatore Dem Veneziano Martella, che ha presentato un'interrogazione. Non è possibile che dalla sera alla mattina si proceda con il licenziamento di più di 200 lavoratori senza che nessuno possa dire niente. È un modo di fare davvero inaccettabile. Per questo, per quanto di mia competenza, ho chiamato subito in causa il governo per chiedere di attivare un tavolo di confronto con l'azienda per fare in modo di salvaguardare i livelli occupazionali, che sono la questione centrale in un momento di difficoltà e di crisi come questo, che riguarda anche il nostro territorio. Non è certo possibile che i lavoratori rimangano a casa in questo modo. Già a Venezia non è facile avere lavoro e poter avere delle occasioni di occupazione nella città, non è possibile che si chiuda un capitolo così solo per il volere di una multinazionale. Aperture dalla società però al momento non ce ne sono, visto il continuo aggravarsi della situazione economica insostenibile da portare avanti dopo un periodo già complesso, dicono. Le perdite vengono ricondotte al Covid, poi c'è stata una ripresa, ma nel 2024 un nuovo crollo, determinato con tutta probabilità anche dal fatto che scarseggiano i turisti russi e cinesi e il turismo è sempre più mordi e fuggi. Il contratto scadrà a settembre 2025, ma le attività cesseranno entro giugno per permettere i lavori di disallestimento. Il gruppo annuncia nuove aperture in Asia. E poi ci sono i dipendenti che ovviamente sono senza parole, il dibattito che si anima in città.
Io ci lavoro dentro e vediamo adesso cosa succederà. I dipendenti del Fondaco non parlano, sono ancora increduli all'indomani della notizia che tra qualche mese saranno senza lavoro. Una comunicazione arrivata senza preavviso dall'oggi al domani che ha lasciato i 226 lavoratori senza parole. Mentre tra i veneziani si torna ad affrontare il problema del turismo, un turismo mordi e fuggi che alla città e ai residenti dicono non porta nulla se non il caos. I veneziani sono stupidi perché accettano tutta sto popò di marmaglia di turisti. Sotto da me dove abita ci saranno 3 o 4 appartamenti e il minimo sono 18 persone. Guarda, sono stufa dei turisti. Mi dispiace perché non so se a questo subentrerà qualcosa di utile per l'occupazione a Venezia, per l'economia di Venezia. O ci sarà un periodo di chiusura, diciamo così, e di inattività che si aggiunge, che abbiamo già avuto altri esempi di questo genere, sia pure su scala molto più modesta. Il timore per qualcuno è che l'edificio del XIII secolo, una volta libero, resti tale. Il Fondaco è un immobile di straordinario valore storico-artistico e per la sua prestigiosa posizione, da sempre luogo dedicato al commercio internazionale e sede dei mercanti, consente al pubblico di accedere nella propria corte, intrattenere rapporti con le più importanti istituzioni culturali della città e insieme alle boutique dare anche un'ampia offerta artistica di concerti, presentazione di libri, mostre, eventi. E poi ci muovono anche gli albergatori veneziani in merito sulla questione Fondaco. Sentite. Anche per le categorie economiche veneziane, la notizia che DFS, la società cinese che gestisce gli spazi commerciali al Fondaco dei Tedeschi a Venezia, non rinnoverà più il contratto di gestione in scadenza a settembre 2025 è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha scatenato la bufera. L'Associazione Veneziana Albergatori si dichiara disponibile ad assumere quei lavoratori che dovessero perdere il posto. Noi come albergatori fortunatamente anche nel 2024 registriamo un anno positivo e riteniamo doveroso dare un contributo a questa situazione che si è andata a creare. Quindi noi siamo disponibili ad aiutare anche le parti sociali, quindi i colleghi del sindacato e l'azienda nel poter trovare delle soluzioni per ricollocare i lavoratori all'interno del nostro sistema. Noi abbiamo più di 450 aziende associate. Il settore alberghiero in Laguna è in crescita. E anche quest'anno stanno continuando fortunatamente a crescere ed aver bisogno di lavoratori. Noi continuiamo ad avere un'esigenza di circa 800.000 lavoratori nuovi l'anno, persone che hanno comunque lavorato nell'ambito dell'accoglienza, del ricevimento delle persone, sono sicuramente compatibili con quelle che sono le nostre esigenze e siamo disponibili a trovare delle soluzioni anche formative per poter allineare le competenze e quindi poter dare un contributo alla città. Una prima risposta concreta a rischio con questa smobilitazione annunciata. Ci sono quasi 230 posti di lavoro. È una forza lavoro che sicuramente è importante, ma di sicuramente non potrà essere lasciata per strada e avrà sicuramente un percorso lavorativo di successo nel settore alberghiero. Ancora qualche istante di pubblicità, poi di nuovo in diretta all'ultima parte di Focus TG. Rieccoci in diretta a Focus TG, c'è il tempo, davvero pochi minuti prima della fine, c'è il tempo per andare a Bassano per vedere un evento di caratura internazionale in città, la mostra L'Occhio di Parigi. L'occhio vivo della fotografia, un occhio da osservatore, da chi è riuscito a catturare attimi di vita senza imprigionare il tempo e lo spazio, lasciando libera l'emozione del racconto. Brassai è tutto questo e molto di più. La mostra delle sue fotografie di una Parigi di inizio Novecento è un invito a scoprire i 1000 volti della capitale francese, un viaggio che adesso unisce Parigi a Bassano e ai suoi musei. Ma ne parlavo anche con il curatore, no? Ho detto sarebbe quasi da fare un gemellaggio, no? Proprio per alcuni elementi caratteristici che hanno le nostre città, quindi Bassano con Parigi, ma soprattutto noi vogliamo con questa mostra aprirci soprattutto ai giovani. Bassano è forse una piccola Parigi.
Realizzare una mostra come quella che inauguriamo oggi, Brassai, l'Occhio di Parigi, è un evento quasi irripetibile. Irripetibile perché abbiamo modo di conoscere e vedere le opere originali di uno dei più grandi maestri della fotografia del Novecento. Una mostra inaugurata oggi, visitabile fino al 21 aprile, con quasi 200 stampe d'epoca, accompagnate da una selezione di sculture, documenti e oggetti appartenuti a Brassai, capaci di immergere il visitatore in atmosfere suggestive, fra queste anche uno dei tanti aneddoti che la mostra e il suo scrigno di storie custodiscono. Questa invece è una foto mitica, è la foto della Mom Bijou. La donna ritratta in questa foto ha poi ispirato Jack in Titanic. Leonardo DiCaprio infatti a un certo punto lo si vede, ha un quadernetto, gira un foglio e si vede che ritratta a penna c'è una donna e questa donna è lei. Una macchina fotografica, quella di Brassai, capace di depurare il mondo dalle sue convenzioni. D'altronde, l'artista affermava che se tutto può diventare banale, tutto può ridiventare meraviglioso. Allora siamo in chiusura, questo importante evento internazionale di cultura a Bassano del Grappa, siamo in chiusura, grazie allora per averci seguito, abbiamo raccontato di tanti episodi di cronaca purtroppo, ma anche del ricordo delle vittime della strada. Domani è la giornata mondiale, vi ricordo, per non dimenticare e per un monito sempre presente, sempre importante sulla sicurezza nelle strade. Avete sentito quante cifre inquietanti che riguardano non solo la Marca Trevigiana ma anche tutto il Veneto. Grazie per averci seguito, arrivederci.